il cibo identitario sardo è ciò che del passato vogliamo traghettare nel futuro attraverso il presente in cui viviamo, attraverso la contemporaneità. Quindi tutta quella tradizione, tutta quella tipicità che riteniamo importante conservare, mantenere, tutelare e trasmettere alle future generazioni. Il cibo identitario sardo è ciò che del passato vogliamo tutelare, conservare e trasmettere alle future generazioni, sottolinea Alessandra Guigoni, antropologa genovese che da anni vive e lavora a Cagliari. Ma identificare i piatti identitari nel grande e vastissimo panorama delle creazioni sarde è impresa ardua. Nella sua ricerca durata 12 mesi, Alessandra Guigoni è andata dunque sulle tracce dei piatti identitari sardi, percorrendo l'isola da nord a sud. Il risultato lo leggiamo nel volume Cibo identitario della Sardegna, territori, tipicità e tradizionalità in cucina, ricette e menù. Percorsi del gusto sono tanti quanti le subregioni storiche della Sardegna. In ogni regione, veramente, dato che l'isola della Sardegna è stata definita come un piccolo continente, lo è davvero, in ogni subregione troviamo ricette differenti, differenti prodotti e differenti modi di interpretare lo stesso prodotto. Ecco. Quindi un percorso, un itinerario gastronomico sarebbe veramente incredibile, perché in realtà di percorsi enogastronomici se ne potrebbero fare una quarantina, andando a toccare tutte queste subregioni. Tradizione sì, ma con un occhio alla contemporaneità. Da anni, anche nell'isola, si affermano ristoranti e locali che propongono ingredienti sardi nei piatti fusion o mescolano cotture e sapori di cucine diverse, sperimentando continuamente sapori nuovi. Tra questi c'è Chiaroscuro, nel cuore di Cagliari. La chef Marina Ravarotto, partendo dalla tradizione culinaria barbaricina, ha immaginato accostamenti originali e inconsueti. Sono di Nuoro, decisi di aprire il ristorante qua a Cagliari dopo che feci le varie esperienze lavorative in giro per la Sardegna per scelta personale. L'ho aperto 3 anni fa, si chiama Chiaroscuro perché è una novella di Grazia Deledda. Quindi ho detto, se parlo del territorio devo parlare della mia città, perché chi viene qua a mangiare ci viene apposta, sa che trova una identità, un pensiero, un'idea. Quando entri qua dentro, entri e sai che comunque sia, per come è stato predisposto, per come la struttura, il menù, la carta dei vini, l'arredamento, sa che questo ristorante mangi tipico. Ma io penso che l'ingrediente segreto per mantenere quel livello è continuare a valorizzare il prodotto sardo. Quindi l'impronta del ristorante è dovuta anche da quello, nel senso le lorighitas da un'azienda familiare di Murgungiuli, il filindeu che arriva da Nuoro, il pane crasao comprato ad Ovodda, l'olio fatto da Giuliana Pulighedu che è a Nuoro, i vini, cantine piccole. Ed è tanto il giro che si può dare all'interno delle attività. La cosa più importante è che vivo tuttora e ancora lo vedo, comunque sia lo vivo, il passaparola. A parte il turista, perché il turista che noi viviamo da giugno fino a settembre è grazie a comunque sia alle pagine social, a TripAdvisor, al Fork, comunque sia il turista usa molto quello. La Sardegna in generale conosce il passaparola. Da noi il filindeo è la pasta più rara al mondo. Io ho deciso di fare un brodo chiarificato, quindi adottare questa tecnica francese, ma per questioni di palato, per sentire in bocca tutto il sapore che comunque sia può dare sia la pasta che il brodo. Quindi una pasta che fanno 10, esagerando, persone a Nuoro, e un brodo che faccio solamente io qua, e quindi unire le due cose, quindi brodo semplice
intenso, profumato e una pasta delicata. Perché non rendere delicato anche il brodo? Sta iniziando a partire il brodo di pecora, quindi mettiamo su un brodo normale di pecora. La cosa diversa è che noi ci mettiamo 2 giorni a fare questo brodo che, come vedete qua, che sta iniziando a riscaldare, è finito. Questo brodo, che io lo reputo magico per il mio palato e spero anche per i clienti, viene utilizzato per il filindeu. Allora, cosa succede? Il brodo va messo a riscaldare, lo immergiamo. Una volta che inizia a cucinare si inizia ad aprire, quindi i cappelli si sciolgono. Mettiamo il pecorino, è un pecorino semistagionato. Aspettiamo qualche minuto che si sciolga il brodo. Un olio che trovo nella mia zona è un olio Germano dell'azienda Giuliana Pulireddu. Mettiamo anche dell'altro pecorino in uscita, perché intanto ora che il cameriere lo porta su al cliente è sciolto. Mettiamo un filo d'olio e questo è il piatto della pasta più rara al mondo. Quando si è seduti al tavolo la prima cosa che si mangia è con gli occhi, poi il palato, quindi vedere comunque sia un brodo così lucido, limpido, vedere quello che c'è all'interno, per me era la cosa più bella che si potesse fare. Capita nel ristorante che molti clienti mi dicono: sembra il sugo di mia nonna, e forse quella è la cosa più bella che può vivere uno chef dietro quelle 4 mura che sta, ma non buono il piatto di per sé, e fargli rivivere proprio la sensazione di un parente che ha inciso tantissimo nella sua vita. Io mi ricordo con che cosa facevo merenda a 10 anni. Non facevo merenda con pane e Nutella, facevo la maggior parte delle volte di pomeriggio mia mamma mi dava il pane frattau come merenda. Quindi io utilizzo lo stesso brodo del filindeu al pane frattau, si immerge qualche secondo. Non c'è bisogno di aspettare che il pane si diventa molto morbido, perché intanto con il calore della salsa pomodoro si ammorbidisce ulteriormente. E pecorino. Quindi andiamo a comporre una lasagna. Capita che molto spesso che i clienti dicono: ah, stiamo mangiando un pane frattau, è leggero. È leggero il mio perché una buona cipolla, un buon pelato, un buon brodo, quindi fa sì che sentono tutti i sapori ma molto leggeri, quindi non va a rovinare il palato del cliente. Ci mettiamo l'uovo, che questa fondamentalmente è l'unica modifica che è stata fatta, perché è un uovo cotto a bassa temperatura. Ci mettiamo del pepe e dei cristalli di sale, va bene anche sale normale. Il turismo enogastronomico in Sardegna potrebbe veramente essere la fortuna dell'isola, al di là del fatto che è già meta ambitissima e visitatissima d'estate con il turismo balneare, il turismo attivo, però
Il turismo enogastronomico ha una marcia in più perché consente ai visitatori di venire sull'isola tutto l'anno, perché non c'è una stagione per il turismo enogastronomico, ma tutte le stagioni sono buone. C'è la stagione autunnale con i funghi, la vendemmia, il vino novello, c'è la stagione invernale con i piatti della tradizione, c'è quella primaverile in cui si possono gustare i prodotti dell'orto, le erbe selvatiche, c'è quella estiva con i suoi prodotti a base di pesce. Quindi immaginiamo un'isola aperta tutto l'anno, visitabile tutto l'anno e soprattutto visitabile in tutti i suoi borghi, perché spesso i cibi sono, anzi sempre i cibi sono legati ai territori, e il turista enogastronomico è un turista molto attento al territorio, alle comunità locali. Di solito è un turista anche rispettoso e curioso delle comunità del cibo locali, quindi è anche un modo per fare un turismo più sostenibile.